Puntare sulle squadre giovanili per poi essere competitivi anche con la prima squadra. Il Tigullio Sport Team Santa Margherita Ligure parte da qui per crescere e anche per avere cestisti pronti per la prima squadra. Al momento abbiamo un ragazzo che è proprio dal mini basket fino alla prima squadra ed è Luca Gnocchi ed è veramente un ottimo innesto. Puntiamo molto sui 2006-2007, gli under 17 che abbiamo visto prima. Ci sono 2 o 3 elementi che ogni tanto si allenano già con la prima squadra, poi ovviamente siamo in tanti e quindi comunque la scuola, tutti questi impegni, insomma, però noi puntiamo a far salire i nostri ragazzi perché poi è anche un bel risparmio. Quest'anno l'Under 17 maschile sta andando molto bene, disputa al massimo campionato ligure con l'ambizione di primeggiare. Abbiamo le qualità e la voglia e tutto per vincerlo. Anche la prima squadra sta andando bene nel campionato di Serie C Silver regionale. L'anno scorso erano già arrivati in finale, inciampando però all'ultimo passo. Dopo una partenza con 2 sconfitte, anche per il rinnovamento della squadra con tanti giovani e la scelta di non avere più senior stranieri, la squadra si è messa in careggiata e lotta per il vertice della classifica. E ovviamente abbiamo accusato il colpo perché comunque essendo i giovani fanno fatica contro squadre tipo Sestri che sono una corazzata. Però i frutti stanno arrivando, insomma. Allora, l'obiettivo stagionale è arrivare il più alto possibile, non più del primo posto ovviamente,